Infine la cultura, da Cattone a Salò, il fondamentale ruolo della musica di Bach nei film di Pasolini. Questa sera alle 18 sul canale live del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone ci sarà una lezione concerto con la fan prodige del violino e la giovanissima Clarissa Bevilacqua con il musicologo Roberto Calabretto. E come vi dicevo a inizio puntata, oggi ci occuperemo proprio di Pierpaolo Pasolini in occasione dell'anniversario dei 45 anni dalla sua scomparsa. Ne abbiamo parlato allora con Flavia Leonarduzzi a partire da questo docufilm che potremo vedere questa sera, che ci racconta la vita del Pasolini ventenne nelle campagne di Casarsa. E allora sentiamo Flavia Leonarduzzi. Siamo stati tra i primi ad essere contattati dagli autori, dal regista, e il consiglio di amministrazione del centro studi, del quale facevo già parte al tempo e adesso ho l'onore di presiedere, ha aderito e sostenuto fortemente questo progetto con la voce narrante poi di Nico Naldini, che è stato fondamentale per ripercorrere gli anni giovanili di Pasolini. Come ci siamo affiancati al film con iniziative proprie. Abbiamo in cantiere e stavamo per aprire un'importante mostra proprio sugli anni friulani del giovane Pierpaolo, gli anni che vanno dal 41 al 50, anni in cui Pasolini scopre il friulano come lingua della poesia, anni in cui inizia a scrivere il suo primo libro, Poesia Casarsa, di poesia appunto, è stato scritto nel 42 e inizia per Pasolini una attività di produzione con il dialetto di Casarsa, produzione che poi abbiamo la fortuna di avere proprio negli archivi e in deposito presso la casa materna, Casa Colussi Pasolini. La mostra, se tutto andrà bene, sarà visitabile a fine novembre. Per la prima volta darà la possibilità al grande pubblico di vedere i tesori racchiusi finora in cassaforte, documenti che però da sempre sono a disposizione di laureandi e ricercatori che si rivolgono al centro studi da tutta Italia. C'è un rapporto di scambio importantissimo tra università e centro culturale. La presenza di documenti spesso inediti, non studiati ancora e non ancora perfezionati nella loro catalogazione possono costituire dei progetti importantissimi per gli studenti, quindi per il mondo che è in evoluzione. Sulla vita e sul pensiero di Pasolini esiste una vasta produzione di film, documentari e libri. Ci sono periodi della sua vita non ancora indagati? Il periodo più importante che può essere tuttora frutto di continue ricerche è proprio il periodo friulano. Perché? Perché è un periodo che intanto non ha ancora avuto una forte esposizione e divulgazione proprio nei documenti originali anche depositati presso il centro studi. E poi anche costruendo la mostra che andremo a presentare a breve, abbiamo notato come da contatti con le persone, ormai anche rimaste poche ad onor del vero, coevi di Pasolini, abbiano ancora materiale fotografico, scritti, disegni che Pierpaolo faceva anche durante le pause nelle regie dei suoi film. C'è tantissimo materiale che può essere ancora visto, studiato, approfondito. Se Pasolini fosse vivo oggi, che cosa direbbe di questa pandemia e di come il nostro paese e il mondo intero sta reagendo? Effettivamente la chiusura dei centri di produzione, di pensiero culturale non hanno fatto bene, non stanno facendo bene alla formazione, no, delle persone, alla crescita delle persone, e io credo che anche Pierpaolo sarebbe davvero preoccupato di questo dibattito che c'è anche politico, culturale, sociale in questo momento in cui tutto sembra molto fluido, molto dinamico, e quindi non ha
un punto di riferimento certo, preciso, no? L'unica situazione che noi tocchiamo con mano è questa realtà che purtroppo va nella direzione di non offrire in questo momento possibilità di pane, diciamo così, di alimento per quello che è il pensiero e l'anima delle persone.